Subito una revisione del progetto del Ponte della Vittoria per poter dare spazio tanto ai pedoni quanto alle biciclette. Lo chiedono i consiglieri comunali Cunico, Campagnolo, Vernillo, Taras, Bertoncello, Fontana e Trevisan all'amministrazione Pavan, alle prese in questi giorni con il cantiere del Ponte Nuovo. Il problema è già stato segnalato dagli amanti delle due ruote e dalle associazioni che tutelano la mobilità debole, ma in questa fase di lavori diventa indispensabile per la politica cittadina mettere mano al progetto. In soldoni il progetto prevede una corsia rialzata rispetto alla carreggiata, nella quale pedoni e ciclisti dovranno convivere senza barriere fisiche o una segnaletica orizzontale, con tutte le conseguenze del caso per il soave affaccio sulla cartolina più bella di Bassano, sia dal punto di vista della fruibilità del ponte per ciclisti e pedoni, sia sul versante della sicurezza. E così il Ponte Nuovo torna in Consiglio Comunale nella seduta del 26 settembre che fra canteri, Genius Center e temi vari si preannuncia davvero incandescente.